Pensiero del giorno, venerdì 25 luglio. Evitare atteggiamenti di superiorità. Perdona l'offesa al tuo prossimo e allora per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Queste parole non solo ci invitano a perdonare, ma ci ricordano che il perdono è la condizione necessaria perché anche noi possiamo essere perdonati. Dio ci ascolta e ci perdona nella misura in cui sappiamo perdonare. Gesù stesso ci avverte: la misura che userete la useranno su di voi. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia. Infatti, se il cuore è indurito dall'odio, non è nemmeno in grado di riconoscere e accogliere l'amore misericordioso di Dio. Come vivere dunque questa parola? Certamente perdonando, subito, se c'è qualcuno con cui non siamo ancora riconciliati. Ma questo non basta. Sarà necessario frugare nei recessi più profondi del nostro cuore ed eliminare anche la semplice indifferenza, la mancanza di benevolenza, ogni atteggiamento di superiorità o di noncuranza nei confronti di chiunque ci passi accanto. Chiara Lubick, stralci del commento alla parola di vita, agosto 2002. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita. Luglio 2025. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 33.